Buonasera cari telespettatori, ben ritornati con noi, buonasera ai nostri ospiti, adesso ve li presenterò, vediamo subito di capire di che cosa andremo a parlare quest'oggi. La madre di tutte le battaglie, così l'ha definita il Premier Renzi, ovvero il prossimo referendum di ottobre. Di che cosa si tratta? Di un referendum ben diverso da questo, non saranno richiesti dei quorum, però con la prevalenza dei sì, dati per certo questo da Renzi, anzi ci scommette la testa, ci scommette il posto, così dice, altrimenti si dimette, poi staremo noi a vedere. Comunque ci si gioca l'attuale riforma, l'attuale Costituzione, quindi ci sarebbe un cambiamento molto importante. C'è chi lo definisce epocale, c'è chi lo definisce un deterioramento delle forme di autonomia territoriali, quindi regionali, chi invece un grande progresso di civiltà, una semplificazione, chi una complicazione. Insomma, molti danno delle definizioni diverse a seconda anche delle diverse appartenenze politiche, ma all'interno dello stesso partito ci sono delle correnti che la vedono in modo difforme. Noi cercheremo di spiegarvi di che cosa si tratta. Richiederà degli step, richiederà del tempo perché non è semplice. Il compito dei nostri ospiti in studio di volta in volta sarà di spiegare e dare diversi punti di vista nel modo più chiaro possibile. Certo che la questione è molto molto delicata. Si parla di un cambiamento che porterà a una differenziazione molto netta tra Camera e Senato e anche per quel che riguarda il titolo quinto, il famoso titolo quinto della Costituzione, ma saranno 49 gli articoli della Costituzione ad essere modificati. Allora, vediamo insieme adesso di che cosa si tratterà. Tanto vi presento i nostri ospiti. Ben arrivato Antonio Bressa, segretario del PD Città di Padova, grazie di essere qui con noi. Luciano Sguotti, vice segretario del PD, grazie anche a lei. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale Veneto della Lega Nord. Grazie per l'invito. Grazie anche a lei. Senatore Marco Marin, senatore di Forza Italia. Grazie, buonasera a tutti. L'avvocato Alessio Morosin, come avvocato appassionato della Costituzione tra le altre cose. Buonasera, grazie anche a lei. Professor Mario Bertolissi, docente di diritto costituzionale, grazie anche a lei. Massimo Zanetti, segretario della UIL Veneto, del Ministero dell'Economia, quindi esperto di economia e finanza e non solo, e Massimo Vidori, primo consigliere di Indipendenza Veneta. Buonasera. Allora, abbiamo vari esponenti politici ma anche varie appartenenze a vario titolo. Molto importante e significativa e non casuale la presenza da un lato di rappresentanza del Senato, e vedremo Marco Marin come la pensa, ma anche del Consiglio regionale. Perché? Perché il Consiglio regionale c'entrerà moltissimo, capiremo anche il perché. Intanto vediamo il nostro primo contributo. È l'ultimo passaggio, quello definitivo per il Parlamento, ma non entrerà ancora in vigore. La riforma costituzionale che definisce il Senato delle Regioni diventerà realtà solo dopo il referendum confermativo che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi prevede per ottobre e che, secondo Costituzione, dovrà essere richiesto da un quinto dei parlamentari, da 5 consigli regionali o da 500.000 cittadini. Essendo uno dei suoi pilastri politici, Renzi vuole che la riforma sia legittimata da un largo consenso popolare, tanto da affermare che se dovesse perdere la consultazione si ritirerebbe dalla politica. Il secondo e definitivo passaggio di Montecitorio, in cui il testo non cambia, porta al superamento di quel bicameralismo perfetto che ha segnato l'assetto istituzionale italiano, per il quale ogni legge doveva essere approvata da entrambi i rami del Parlamento. Con il via libera della riforma sarà la Camera ad approvare le leggi e a dare o revocare la fiducia al governo. Il Senato diventa un organo rappresentativo delle autonomie regionali, composto da 100 senatori invece dei 315 attuali, che non saranno eletti direttamente dai cittadini. 95 saranno eletti dai consigli regionali che nomineranno con metodo proporzionale 21 sindaci e 74 consiglieri regionali e resteranno in carica per la durata del loro mandato da amministratori. A questi si aggiungeranno 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Funzione principale del nuovo Senato sarà quella di raccordo tra Stato, Regioni e Comuni. La riforma sopprime inoltre il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e completa la revisione del titolo quinto della Costituzione, che ha introdotto il federalismo nel 2001, restituendo molte competenze allo Stato.
ma è proprio sulla raccolta delle firme per promuovere il referendum che si è aperta una nuova frattura all'interno del PD. Una raccolta che Renzi considera scontata, ma che vede contrari quei parlamentari della minoranza del partito che in questi anni si sono opposti alle modalità con cui si è fatta la riforma. Nello spiegare bene dal punto di vista tecnico, giuridico, e la competenza sarà a voi esperti di diritto, vorrei affrontare il tema politico che un po' è stato accennato. Spieghiamolo un attimo. Intanto la battaglia, la madre delle battaglie per il PD, per Renzi del PD, però ci sono dei problemi interni. Qual è lo stato dell'arte attuale? Perché i cittadini non si stanno più raccapezzando. Chiedo a lei, sguotti entrambi. Beh, lo stato dell'arte è che Renzi ha dichiarato di legare la propria vita politica e quella della legislatura a questa riforma per un atto di assunzione di responsabilità. Nel momento in cui lui ha ricevuto l'incarico di Presidente del Consiglio, lo ha fatto dentro una legislatura che aveva proprio previsto la riforma della Costituzione come uno dei punti principali. Vi ricorderete tutti quando è stato eletto nuovamente Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha esortato i parlamentari a far finalmente portare alla luce una nuova riforma costituzionale di cui tanto si parla. Io non ero ancora nato, adesso ho 31 anni, e già si parlava di superamento del bicameralismo perfetto e della ridefinizione delle funzioni del Senato. Finalmente oggi possiamo, con il voto popolare che ci sarà in autunno, approvare questa riforma da tanto tempo attesa, ed è normale che Renzi come dire, colleghi direttamente la vita politica del governo a questa riforma, perché dal momento in cui è lì per cambiare il Paese non avrebbe senso restare nel momento in cui i cittadini non approvano questa riforma così importante. Ecco, però all'interno del PD ci sono delle scissioni. No, mi pare che ci sono dei punti di vista, come dire, differenziati, ma è stata assolutamente, l'abbiamo visto nelle votazioni, che insomma la parte che ha votato che non ha votato è stata nulla, vale nulla in questo momento da un punto di vista di quella che è la scelta del partito, e la scelta del partito è quella di credere a questa riforma fondamentale. Io credo che su questo la confermazione da parte con un referendum di questa riforma sia nel DNA anche della vita stessa del partito e di chi vuole stare nel Partito Democratico, perché è il nuovo ed è una riforma, secondo me, che va letta anche come coerenza da dove arriviamo, da una Costituzione che già ai suoi albori voleva in qualche modo che il Senato fosse un Senato solo delle autonomie, delle regioni, e se analizzassimo anche come i padri costituenti hanno formalizzato il Senato, era chiaro che volevano un Senato legato a delle funzioni diverse e non alle funzioni, come dire, che sono specchio della Camera o di quello che si fa alla Camera. Questo è un passaggio storico, deriva secondo me da un impianto già dei padri costituenti, ed è giusto, insomma, che a 70 anni di questa nostra Costituzione si dia il via a questa innovazione politica e istituzionale. Prima il senatore Marin, Forza Italia, ma poi anche Presidente Ciambetti. Come la vedete voi? No, restiamo sempre all'aspetto politico, intanto. Sull'aspetto politico poi entreremo nei dettagli. Sì, poi entreremo nel merito, intanto resto su questa fase qua. L'aspetto politico dice che Renzi è al culto della personalità, tanto da far diventare il referendum sulla Costituzione del nostro Paese, quindi la Costituzione italiana di tutti, un vero e proprio referendum su se stesso. Siamo oltre ogni follia, ogni buon gusto. Detto questo, la riforma costituzionale, sentivo dire che viene attesa, che venne fatta già nel 2001 e fu bocciata proprio da un referendum. Era molto politica, cioè non era stata compresa. E fu bocciata proprio dal referendum. Approvata nel 2001. Quindi prima di dire che entrerà in vigore, aspettiamo che i cittadini, per cui siamo arrivati, ieri non si è votato un referendum, hanno votato 15 milioni di persone, in Veneto circa il 40%. Io prima di parlare di sconfitta, soprattutto per il nostro territorio, ci penserei molto bene, che abbiamo un premier che è abusivo perché non è stato eletto,
è stato nominato, si è autonominato con un tweet che tutti ricorderemo, Enrico stai sereno, era rivolto all'allora Presidente del Consiglio Letta, non è mai stato eletto dai cittadini e quindi sembra che votare non sia importante. Il referendum costituzionale è una madre delle battaglie per il nostro Paese, non solo per Renzi. Guardi, dal punto di vista politico per noi sarà un'occasione irripetibile, perché se manterrà la parola lo manderemo a casa per sempre. Quindi e Renzi è pericoloso, e Renzi per tutto quello che sta facendo è pericoloso per questo Paese. Veramente è un problema per questo Paese. Detto questo, la riforma costituzionale la si scrive tutti assieme. Chi ha approvato questa riforma costituzionale, cioè il Parlamento che l'ha approvato, rappresenta circa il 30% dei voti degli italiani, cioè al 25% dei voti che ha preso Bersani e a circa un 2-3% che è rappresentato da tutti quei senatori e quei parlamentari che sono stati eletti con i voti del centrodestra. Oggi i sondaggi ci dicono tutti, insomma si vedono le prove elettorali, tutti assieme cosa sono? L'1, 2, il 2,5%, quindi quel 25% più il 2,5%, il 27,5%. E le pare dal punto di vista politico che il Presidente del Consiglio serio approva la legge elettorale e la riforma costituzionale in questo modo. L'avesse fatto il centrodestra avremmo le piazze italiane piene di girotondi, E quindi è sbagliata come è stata approvata, colpi di maggioranza, senza sentire il 70% del Paese, perché noi rappresentiamo il 70% degli italiani, oggi dicono tutti, ed è sbagliata anche in tantissimi aspetti, di cui mi auguro, anzi sono certo, parleremo fra poco. Infatti, Presidente, lei voi come la vedete? Allora, io per passione personale ogni tanto vado a riprendermi cose di qualche anno fa e mi sono riletto qualche passaggio veramente della Costituente e di come venne fatta la Costituzione, sicuramente dopoguerra, periodo particolare, ma la statura politica, le personalità che parteciparono a quel dibattito hanno veramente un carisma e una statura che chi in questo momento ha messo mani alla Costituzione neanche si sogna. Soprattutto anche mettere la Costituzione, che è la carta fondamentale dei diritti dei cittadini, sul piano personale penso sia un errore dal punto di vista politico, dal punto di vista anche del buonsenso delle cose che dovrebbero essere invece fatte e scritte assieme. Quello che ci vedremo raccontare in queste settimane è che aboliremo il Senato, e questo può anche andare bene, il superamento del bicameralismo è assolutamente positivo. Quello che non verrà detto è che andiamo a ricentralizzare a Roma tutta una serie di competenze, materie e anche risorse che ho qualche dubbio che verranno gestite meglio o spese meglio a livello romano. Quindi questo è pericolosissimo, è un'involuzione rispetto appunto a quello che sta avvenendo anche in altre realtà europee, e questo sinceramente mi preoccupa. Mi pare che la crisi dello Stato-Nazione Italia si voglia in qualche maniera mascherare con una cortina fumogena appunto di alcune cose che possono essere utili, ripeto, il Senato che diventa una Camera delle regioni e dei territori, però, ripeto, le competenze che vengono riportate a Roma secondo me non saranno gestite meglio. Faccio un piccolo esempio e poi mi taccio. In Italia abbiamo il sistema sanitario che bene o male funziona. OMS o OSCE dice che è a livello secondo, terzo a livello mondiale. La giustizia è gestita dallo Stato, siamo al 138esimo, 160esimo posto in base a classifiche internazionali. La sanità la gestisce la Regione, la giustizia lo Stato. Probabilmente a Roma si gestiscono peggio le cose che nei territori. E dopo su questo però dobbiamo tornare assolutamente. L'ha detto il candidato, se mi permette, del Partito Democratico un'ora fa, un candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense, Sanders, ha detto che il modello di sanità deve essere quello italiano. Quindi facendo un complimento anche alla Regione Veneto, alle regioni che funzionano, quindi no, a conferma di quello che diceva l'assessore. Questo aspetto della sanità spaventa alcuni cittadini, e questo per quello c'è un aspetto non secondario. Se andiamo alla questione della sanità, il regionalismo della sanità deriva dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha fatto il centro-sinistra, confermata dagli italiani. Mi permetto di dire che la sanità è da metà degli anni 70. No, non è così. Su leggi che ha sempre promosso il centro-sinistra. Lei sbaglia clamorosamente. Mi dica una legge che ha promosso lei sbaglia clamorosamente. Mi dica una legge nazionale che avete promosso. Lei sbaglia clamorosamente sulla sanità. La sanità è di competenza delle regioni da
metà degli anni 70, certo, è stata rafforzata, rafforzata negli anni, a metà anni 90. Beh, adesso non mi venga a dire che il PC a metà anni 70 anche quella veneta è merito loro. Adesso va ben chi ha spinto la regionalizzazione della sanità? Chi l'ha spinta? Le riforme fatte dai governi del centro-sinistra. Ma no, ma sbagli, cioè la sanità era già delle regioni ben prima del 2001, ma stai sbagliando clamorosamente. No. Volete rispondere voi a questo? Avete dei dati tecnici? Un dato di pura cronologico, la legge di riforma del sistema sanitario nazionale è la numero 833 del 1978. La sanità, per essere precisi, nel Veneto l'ha messa in piedi la Democrazia Cristiana, era l'assessore Melotto di Vicenza, di Verona, scusi. E che governo era? Che governo era? Stiamo parlando di governi nazionali. Nel Nel 78 c'era il governo. Ho detto che esisteva. È difficile negare che non ci fosse la Democrazia Cristiana come partito di maggioranza relativa. È una che non si questione che facesse credo interessi e poco che la a casa, ma nel 78 c'era il governo di unità nazionale, quindi essere precisi non c'è Ministro fu costante Degan. Vi chiedo scusa, ma le competenze. Un attimo solo, professore. Vabbè, non dico, non importa. No, va bene, per amore di Dio. Costante Degan credo che fosse della DC. Io non ho niente da dire, ma questo è quello che mi ricordo. Io non voglio togliere al professor Bertolissi la competenza scientifica, lui è lo scienziato del diritto costituzionale, io sono semplicemente innamorato della materia che attiene ai diritti fondamentali, alle Costituzioni e alle sovranità popolari. E devo dire però in premessa che dal parterre che abbiamo a controparte ho già sentito due gravi cose particolarmente inesatte. Una che si attribuisce alla sanità così un merito a una parte politica che così non è, e l'ha già ricordato il professor Bertolissi il perché. L'altra è di una riforma approvata nel 2001 che invece è quella fatta sulla devolution, quindi attenzione quando richiamiamo anche fatti importanti che hanno riguardato modifiche costituzionali non banali. In ordine a questa volontà di modifica, perché siamo ancora alla doppia approvazione, però viste le maggioranze richieste è necessario passare per il voto popolare. Una premessa che ha un valore anche tecnico e politico, ma direi anche etico. Questo è l'aspetto politico, etico. Ed etico prima ancora, dottoressa Cognito, è questa. Chi è che ha messo le mani, perché adesso la parola passa agli elettori, al testo costituzionale? Un Parlamento che gode di un numero di parlamentari per ben 140 che sono a sedere negli scranni del Parlamento grazie ad una legge che nel 2014, quindi solo 2 anni fa, la numero 1, una legge che all'inizio del 2014 la Corte Costituzionale, mi pare sia la sentenza numero 1 2014, ha dichiarato che è incostituzionale. Cioè vuol dire che ci sono 140 parlamentari che illegittimamente siedono sugli scranni di quel Parlamento. Ecco, questi sono coloro i quali magari determinano la maggioranza. A me questo fatto potrà essere dopo dite la vostra, a me questo fatto inquieta come cittadino, preoccupa tantissimo. Non ha dato lo sfratto ai parlamentari. Non ha dato lo sfratto. Vero, scusa, però lasciatemi fosse vero quello che dici, sarebbero volute sciogliere le Camere e avremmo dovuto fare delle in effetti c'è stata qualche corrente di pensiero anche di autorevoli costituzionalisti che aveva prospettato, e ricordo addirittura, credo se non sbaglio, poi il professor Bertolissi avrà modo di meglio precisare, addirittura un ex presidente della Corte che prospettava che correttamente si sarebbe dovuto probabilmente sciogliere il Parlamento. Poi per una serie di ragioni non si è fatto. Fatto è che ci sono 140 parlamentari che secondo una decisione della Corte Costituzionale siederebbero illegittimamente su quegli scranni. Consideriamo solo questo, in qualsiasi paese civile questa cosa qua creerebbe una reazione sociale automatica. Ciò detto, questa riforma, anticipo dal punto di vista proprio di cittadino, oltre che di innamorato di quella che è la democrazia e la sovranità popolare, mi collego a questi due pilastri. Io dico questa è una cosa che non sa da fare assolutamente, non sa da fare nei modi in cui è stata portata avanti finora, non sa da fare con le modalità che sono state scelte, è diventata una guerra all'interno del PD.
La minoranza infatti ancora minaccia, e giustamente lei ha introdotto il dibattito di questa sera partendo dall'aspetto politico. Questa proposta di modifica è minacciata innanzitutto dalla minoranza del PD, che ovviamente andrà a barattare un eventuale consenso a fronte di contropartite che nulla hanno a che fare con un testo costituzionale. Nulla hanno a che fare. Siamo ancora all'aspetto politico. Poi c'è un altro profilo, l'aspetto della legge elettorale, che è in qualche modo non indifferente in un contesto dove si passa dal bicameralismo al monocameralismo. Questi sono, se entriamo nel merito, ma poi ripeto... No, ma ci entriamo dopo. Ci entriamo dopo. È un testo di cui mi ho provato vergogna alla lettura. Un regolamento condominiale forse scritto con meno astrusità, meno bizantinismo. Cioè io veramente dopo aver studiato, io ho studiato a Padova, c'era un grande professore che era il professor Paradin, che io ascoltavo venerandolo, no? Il professor Bertolissi è il suo primo allievo, potrà dire... Leggere l'articolo 70 della nuova Costituzione fa venire i brividi. Un regolamento condominiale, ripeto, non si abbassa a questi livelli, secondo, non solo i commi, anche i periodi sono citati nella Costituzione nei riferimenti normativi. Insomma, è incredibile, io auspico che venga bocciata brutalmente dai cittadini, partecipando al voto, diciamo subito questo, partecipando al voto. Perché quello che abbiamo sentito nel voto di domenica sul referendum anche dai livelli istituzionali di governo o ex Presidente della Repubblica è una cosa inaccettabile. La democrazia deve essere sollecitata come atto di partecipazione sempre, quindi io andrò a votare se è il 17 di ottobre questa riforma, mi batterò fino all'ultimo perché questo testo non abbia mai a trovare consenso e possa essere approvato, ripeto. Poi entreremo nei dettagli e avremo ulteriori aspetti più pesanti sorprese. Ma infatti, ma la partecipazione al voto, che è sempre fondamentale, che si voti in qualsiasi... viene da sé, io ho cercato di sentire anche tante persone, cioè dal momento in cui si comprendono le cose, se una persona non capisce nulla si imbarazza anche a partecipare a qualsivoglia voto, è quello che è successo un po' adesso, cioè le persone avevano capito chiaramente di che cosa si trattasse, anche se tutto sommato poteva sembrare semplice. Esatto. Andiamo rapidissimo in pubblicità, poi passo la parola agli altri nostri interlocutori.